La cantieristica navale è di certo una delle colonne portanti dell'economia licatese, pertanto i 5 titolari dei cantieri navali cittadini hanno colto l'occasione per scrivere all'amministrazione del porto turistico Marina di Cala del Sole, illustrando la loro presa di posizione per proporre di iniziare a svolgere il lavoro affidando la responsabilità proprio a loro. Le 5 ditte che hanno inoltrato la lettera sono Cantiere Navale Oceanica, Cantiere Navale Martello, Cantiere Navale Sant'Angelo, Nautica Marianello e Nautica 3G. Prendendo posizione sulla volontà della vostra amministrazione, si legge nella lettera di iniziare ad effettuare in proprio attività di alaggio, carenaggio e sosta di imbarcazioni da diporto dislocandole nelle aree di vostra pertinenza. I signori proprietari fanno fortemente notare tutto il loro disappunto. Fin dall'inizio della costruzione di questo bellissimo porto turistico, aggiungono i titolari, nella nostra licata tutti noi abbiamo prima sperato e poi partecipato, ognuno come potevamo, al suo sviluppo. Siamo stati promotori, con clienti ed amici abbiamo divulgato la qualità e la convenienza dell'usufruirne, abbiamo trasformato e adattato le nostre aziende per renderle sempre più idonee alla nuova tipologia di lavoro. Ci siamo adeguati alle esigenze dei suoi e dei nostri ospiti. Abbiamo vissuto la sua ascesa che lentamente faceva crescere anche le nostre attività e di conseguenza la nostra soddisfazione personale. Abbiamo gioito, aggiungono i cantieri, per ogni pontile galleggiante che veniva aggiunto, perché era un sinonimo di incremento dei posti barca, quindi più imbarcazioni che potevano avere bisogno dei nostri servizi. Siamo stati ancora più felici e gliene rendiamo atto quando con il suo arrivo abbiamo visto l'ulteriore incremento dei posti occupati, fino a vedere i pontili pieni di imbarcazioni come mai prima. Detto questo, noi crediamo che sia assolutamente comprensibile il motivo del nostro disappunto, nonché delusione nell'apprendere che il nostro porto ci consente al termine in quanto delicatesi possa trasformarsi da punto di riferimento ad azienda concorrente. Non ci permettiamo di dare consigli, non siamo titolati per farlo, le chiediamo solamente, scrivono ancora i titolari, di prendere bene la situazione di mano, analizzando e mettendo su di una bilancia l'importanza di questa iniziativa che con il danno che arrecherebbe al nostro storico comparto e soprattutto alle persone che ad oggi ci guadagnano da vivere. La invitiamo a valutare invece la possibilità di incrementare i posti barca ormai saturi. Con il collocamento di altri ponteggi galleggianti, questa azione porterebbe a incremento economico molto meno farraginoso al porto turistico e incrementerebbe anche la clientela delle nostre aziende, sarebbe un binomio perfetto.